Siamo a Sabioneta, nel seminterrato di Palazzo Ducale, dove si svolge in questi giorni la Fiera del Libro del territorio Liopò. E io sono uno degli autori, sono un'autrice della nuova guida per il visitatore che vorrà visitare appunto queste zone di Sabioneta e del territorio. Ed è un territorio che noi viviamo così in modo molto quotidiano, anche un po' dimesso, perché queste sono delle terre laboriose, agricole, industriali, forse non con una vocazione turistica fortissima, ma c'è chi in effetti arriva dall'estero per percorrerle in bicicletta, perché sono dei percorsi internazionali che portano qui insomma gruppi di cicloturisti interessati anche all'aspetto più naturalistico e soprattutto enogastronomico, perché anche quello ha un valore insomma fondamentale, nel senso di lasciare anche così un ricordo gustativo piacevole delle nostre zone. Noi di Gazzuolo presentiamo i libri del nostro territorio. Gazzuolo ha una tradizione di scrittori, tant'è che a fine Ottocento avevamo Paolo Giacometti che ha scritto La morte civile, poi il conte Nuvoletti in Perdomini che ha scritto Matrimonio mantovano, Adulterio mantovano, e per ultimo abbiamo questo libro Assaggiami, poesie di Elisa Maffezzoni. È un libro di poesie a sfondo erotico. Sono qui oggi per presentare il mio secondo romanzo, che è L'eredità, edito dalla 0111 Edizioni di Varese. E secondo romanzo, anche se il primo è effettivamente pubblicato da una casa editrice, il primo l'avevo autopubblicato. Per me è molto importante essere qui oggi, più che altro perché la festa è dedicata agli autori del territorio, alle pubblicazioni del territorio, e quello che io realisticamente posso sognare oggi, più che di diventare uno scrittore famoso in un panorama editoriale italiano che è veramente più che saturo, è quello perlomeno di classificarmi e posizionarmi come autore riconosciuto almeno a livello locale, con libri magari relativi a un genere un po' più diverso, quindi libri di fiction, libri sul fantasy, che possono anche esprimere, raccontare avventure e nuove storie come ho sempre amato leggere e come spero appunto di poter fornire a chi decide di leggermi. È una manifestazione che vuol mettere in luce la produzione, diciamo, editoriale delle associazioni, dei comuni, delle fondazioni di questa zona, ma anche di, diciamo, dare la possibilità agli scrittori della zona di mettersi in mostra e di presentare i loro libri. Si possono trovare sia le novità che le rarità bibliografiche, in quanto, diciamo, gli appassionati vanno poi a cercare nei magazzini, insomma, dove si possono trovare anche libri che hanno 30 o 40 anni.